Oggi vi voglio presentare il Raboso Piave 2008 Campo Day della cantina storica Viticoltori Ponte di Piave. È un vitigno autoctono del nostro territorio. Vedete il colore è un rosso rubino, perlomeno limpido ma rosso rubino intenso, da quei riflessi piacevoli, anche granati, appena accennati da questo punto di vista, ma di una tipica intensità. Al naso apre su note minerali innanzitutto, piuttosto che arrivare alle sensazioni speziate, voglio dire pungenti del pepe. Nello stesso tempo il piacere di cedere il passo poi ai frutti di bosco, a quella che è una leggera accennata confettura. Il gusto è lui per forza, è il Raboso, con questa vibrante tannicità, con questa vibrante vivacità per quanto riguarda la sua freschezza. Del resto tannini robusti che chiaramente sostengono un po' tutta questa sensazione, tutto questo corpo del vino. Un finale piacevole, voglio dire, che ci porta poi alla sensazione dei frutti di bosco. Io lo accompagnerei con un manzo al sale, lo accompagnerei con dell'agnello arrosto alla temperatura che per me vale 16-18 gradi. Il vino di oggi è un Müller Thurgau. È un vitigno un po' particolare perché trova la sua collocazione nei paesi del nord, ma ha una espressività molto importante anche in provincia di Treviso, qui da noi. L'azienda è l'azienda società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è un giallo paglierino, tipico di questo vitigno, ma sono presenti anche dei leggeri riflessi verdolini. Acceso, trasparente. Sentiamolo al naso. Al naso è delicato, regala certamente profumi floreali, anche fruttati. Fiori di camomilla, glicine, leggera scia ammandorlata nel finale. Proviamolo in bocca. Sottile, delicato, sapido, sapidità in equilibrio con una propria morbidezza. Un vino bello e curioso, da servire certamente fresco, in abbinamento con un risotto di verdure. Evviva e buon appetito!